Ecco qua. Bene, Claudia, buonadì, buon martedì a te che sei in Germania, al largo dai Nocche, ma into di questo villaggio elettronico che è Bizi TV, in nascito un fatto di ispirazione del mio Lino Pira, che hanno scritto sul libro Il villaggio elettronico, oggi potremo arrivare a Catalucco, insomma, facilmente, e infatti tu in che sei in cue, ma se assumate il tempo, si no che in Vizi, sul villaggio elettronico dei Vizi. Buonadì, tanto saluto, dai tutto questa ida. Grazie, grazie Metta. Prego, prego, andate innanzi, sì. Non ti chiediamo Ecco, vediamo se no che per non sacchere una raionata sopra questa bella esperienza tua, insomma, meritevole pure evidentemente, ma ascolto il tuo impegno, in al pure un'area sa sparare del suo giornale, ho investito tante energie, ma proprio energia di tipo fisica, intellettuale e di impegno specialmente, insomma, in questo progetto che è stato un progetto veramente che abbaita da sinveniente a suo futuro, come in italiano, che questa applicazione, questa macchina, questo stampante, ormai è di moda, come l'istampante è diventata un mezzo meta tecnologico e meta vinasa di aspettativa, stampante tridimensionale, e come scopriremo sicuro che questa stampante è biologica. Sono gaduleso di ananare, già ne inventiamo l'uomini, in questo caso già ne inventiamo le femmine, per far mantenere il gaduleso. Bene, queremos cominciare dai no, che dai questa cosa che non stimola a metà la fantasia, lo che vedo, perché può comprendere dei tesi trattati, insomma, questa cosa voi particolare, e che manco noi pensiamo che se poi da esistere una cosa del suo genere, invece qualcuno bi già travagliarne, uno di questi qualcuno sei proprio tu. Grazie, grazie per questo interesse, per questa intervista. Queria ringraziare pure pubblicamente Marilena Oronese e Pachito Farina per questo interesse appunto che hanno dimostrato in questo lavoro, in questo progetto. Se tu sei d'accordo, Bustiane, io di apocrere dare in italiano, caso, non si chi ne si intervista pure sopra me o se con Matarmea, Zagai, ne si usare Galo non l'ischini, non vi li sapo che l'ho imparato, quindi magari sì, tu sei d'accordo, se no potremmo continuare il sabato, insomma, come te. Benissimo, tu hai da lingua
che ti pare tanto inesistante dell'Imbas, sardo, italiano, spagnolo, tedesco, francese e così via, insomma, quindi è da che ti pare te. Allora sì, come appunto dicevo, il progetto è iniziato 2 anni fa, quindi stiamo parlando del 2019, con semplicemente con un bando che è stato pubblicato dall'Agenzia Spaziale Tedesca che finanziava dei soldi per produrre questo progetto di questa stampante in grado di di stampare un inchiostro biologico per, ehm, per appunto guarire le ferite della pelle. E quindi ci siamo riuniti, io e il mio gruppo, che è appunto un gruppo composto da giovani, allora sono composto da 2 ingegneri tedeschi, una chimica tedesca e un fisico inglese, e il nostro appunto responsabile supervisore, che è un biologo che ha un'esperienza ormai nel campo dello spazio di circa 25 anni. E quindi diciamo che è stato lui un po' che ci ha guidato, data la sua esperienza, e ci ha dato un po' anche gli strumenti per poter lavorare. Abbiamo praticamente iniziato perché, ripeto, noi non abbiamo inventato niente, c'erano già delle pubblicazioni scientifiche prima, dei lavori che erano stati fatti dove si cercava di addirittura riprodurre dei reni tramite una stampante biologica, ma anche il pancreas e il fegato è stato cercato di riprodurre, quindi ripeto, noi non ci siamo inventati niente ed erano stati fatti già degli esperimenti dove si applicava questa stampante sulla Terra per appunto l'aspetto innovativo un po' di questo progetto è stato che ovviamente nessuno prima aveva provato a mandarlo sullo spazio, e poi anche il design, la struttura della stampante biologica, perché appunto è una stampante molto piccola ma allo stesso tempo robusta. Esatto, questa qua che ha un'impugnatura attraverso la quale si può dosare la fuoriuscita dell'inchiostro biologico, ha una testina per la stampa, ha le ruote per far scorrere la stampante durante appunto il processo di stampa, e ha praticamente due cartucce, una cartuccia per l'inchiostro biologico e una cartuccia per invece il cross linker, perché allora l'inchiostro biologico è costituito, diciamo che in questa prima fase dell'esperimento, quindi stare l'astronauta nella Stazione Spaziale Internazionale, sarà appunto la tecnologia della stampa. Cosa vuol dire? Che logicamente si lavora nello spazio in assenza di gravità, e quindi quello che noi abbiamo visto sulla Terra non è detto che funzioni sullo spazio. L'inchiostro biologico è formato, è prevalentemente un gel, immaginatevelo come un gel formato da due principali componenti che sono appunto vengono unite da questo cross linker che fa sì che queste due componenti rimangano saldate. In più sono stati aggiunti dei simulanti cellulari. Dei simulanti cellulari non sono altro che delle particelle piccolissime che emulano la funzione delle cellule. Vuol dire che queste particelle cellulari, questi simulanti sono stati aggiunti all'inchiostro biologico, sono delle particelle che emettono luce se eccitate da una sorgente luminosa, e emettono appunto fluorescenza al microscopio. Noi cosa abbiamo fatto? Prima di mandare i campioni sullo spazio abbiamo analizzato le stampe sulla Terra, sia dal punto di vista della distribuzione dei simulanti cellulari, quindi come queste particelle apparivano al microscopio ad epifluorescenza, e poi è stata analizzata anche la struttura di questo inchiostro biologico al SEM, ovvero al microscopio elettronica a scansione. Lo stesso farà, gli stessi campioni, le stesse stampe verranno fatte dall'astronauta, e ovviamente la nostra speranza è quella che l'inchiostro non si disgreghi, non si rovini, non succeda niente di anomalo. Ci saranno probabilmente delle anomalie nella stampa, ma non tali per cui l'inchiostro si possa sfaldare e si possa distruggere, ecco. A questo punto, quando i campioni ritorneranno sulla Terra, verranno fatti le stesse analisi che sono state fatte prima, quindi verranno analizzate al microscopio ad epifluorescenza, quindi per vedere la distribuzione dei simulanti cellulari, e poi verranno analizzate al microscopio a scansione elettronica per analizzare la struttura dell'inchiostro.
Diciamo che per quanto riguarda gli aspetti, la possibilità, diciamo, che gli astronauti si facciano male durante le missioni spaziali è molto alta, motivo per cui anche la DLR, l'Agenzia Spaziale Tedesca, e l'ESA, l'Agenzia Spaziale, l'Agenzia Europea Spaziale, hanno cercato di puntare molto su questo tipo di tecnologie, su questo tipo di stampante, perché appunto gli astronauti, vivendo nello spazio, sono esposti, poi con una missione così lunga, perché stiamo parlando di una missione di 6 mesi, sono esposti anche al discorso delle radiazioni. È stato visto che per esempio sono più soggetti a irritazioni della pelle, pruriti, dermatiti, si tagliano più facilmente proprio perché l'esposizione alle radiazioni fa sì che la pelle è più soggetta e quindi si fanno male più facilmente. Basti pensare che una persona nella Terra è esposta ad un livello di radiazioni che varia tra i 2 e i 3 millisievert. Millisievert è l'unità di misura che viene utilizzata per misurare le radiazioni nello spazio, stiamo parlando di 400 millisievert, quindi sono molto più esposti. Ovviamente hanno la protezione, hanno la Stazione Spaziale Internazionale che li protegge, però sono comunque esposti alle radiazioni. Quindi questo è quello che verrà durante questa missione. Durante questa missione, come dicevo, verrà testata la tecnologia di stampa. Cioè si vedrà se tutto dovesse funzionare come ci aspettiamo che funzioni o se semplicemente ci sono delle piccole modifiche a quello che abbiamo visto qui sulla Terra. La fase successiva però dovrà essere finanziata una seconda missione, sarà appunto quella di utilizzare le cellule vive o il plasma sanguigno per eventualmente curare le ferite della pelle. Quindi poi si parlerà di una fase successiva, ecco, che appunto prevede la coltivazione delle cellule della pelle, che sono i cheratinociti e i fibroblasti, che fanno parte del derme e dell'epidermide, che vengono coltivati in degli incubatori speciali, che vengono mischiati all'inchiostro biologico e in questo modo dovrebbero appunto guarire le ferite della pelle. Un altro modo è quello di utilizzare il plasma sanguigno, quindi anche lì nella Stazione Spaziale Internazionale, nello spazio, prendere un campione sanguigno dell'astronauta, centrifugarlo, prendere il plasma è ricco di fibrinogeno, è ricco di albumina, è ricco di fibronectina e sono tutte sostanze, proteine che si è visto che hanno la capacità appunto di guarire la pelle. Quindi questo... Insomma, si preparando insomma a avanzamento al manno, che mi risulta che questa stampante è a poter essere pure utilizzata non solo in spazio, ma a terra e addirittura in eventuali stazioni piazzate dai uomini in Luna e in Marte. Sì, beh, questo questa prospettiva. Sì, assolutamente sì. Questo è l'obiettivo, perché appunto, come ti dicevo prima, se anche per questioni di spazio non ci fosse la possibilità di coltivare le cellule all'interno di questi incubatori, sarà sufficiente prelevare un campione di sangue, quindi centrifugare e prendere il plasma per poi aggiungere l'inchiostro biologico che, date le proteine che sono presenti nel plasma, hanno proprietà di guarigione appunto della pelle e delle ferite. Sì, diciamo che è sicuramente un aspetto interessante per le future missioni che avverranno nella Luna e su Marte, ecco, sì. E in questo proposito si sta lavorando pure a questo bioreattore, chi deve usare gas e generare ossigeno. Non si spiega sono poco questa cosa. Quindi è scomplicata, ma chi la resiste da ridurre in parola semplice. Allora, sì, esatto, mi sono occupata anche in parallelo al progetto della stampante biologica, anche di questo progetto dei bioreattori. È sempre un progetto legato alle attività spaziali, sempre finanziato dall'Agenzia Spaziale Tedesca, che appunto prevede l'utilizzo di microalghe per la produzione di ossigeno. Le microalghe sono state utilizzate perché sono molto versatili, nel senso che crescono molto velocemente e producono anche i tassi di produzione di ossigeno sono alti, quindi c'è una buona resa.
E appunto perché qual è l'intento? L'intento è proprio quello di utilizzare poi questo bioreattore nelle funzioni, nelle missioni spaziali per la produzione di ossigeno in caso di periodi in cui di emergenza, dove appunto le condizioni, le concentrazioni di ossigeno potrebbero diminuire. Il problema però di questi bioreattori sono dei sistemi molto più complessi, anche dal punto di vista, ecco, la stampante, l'avete vista, è piccola, è manuale, il bioreattore occupa molto spazio, quindi anche in termini di spazio è proprio un sistema che ha molti tubi, tubicini, filtri, e si è visto che appunto quando facciamo partire i bioreattori somministriamo i nutrienti per la crescita delle alghe, le alghe per 2 o 3 giorni iniziano a produrre delle quantità notevoli di ossigeno, ma poi dopo il terzo o quarto giorno iniziano a crescere talmente tanto che saturano il sistema, intasano i filtri, quindi non si riesce neanche più a raccogliere l'ossigeno e non riescono neanche a scartare la CO2, tale per cui il sistema collassa e quindi stiamo cercando di capire se modulando la concentrazione di nutrienti, quindi cercando di dare meno nutrienti, dare da mangiare di meno alle alghe, le alghe crescono lo stesso bene e producono ugualmente dei tassi di ossigeno soddisfacenti. Ecco. Però come dicevo, un progetto... Una macchina del suo genere la poter usare per esempio in Marte in un basso ossigeno o è difficile a buscare le alghe in cui deve trasportare dai nocche? Sì, no, allora quello non è assolutamente un problema. Se il bioreattore dovesse funzionare potrebbe essere trasportato anche su Marte, potrebbe essere trasportato anche sulla Luna. Le alghe, come dicevo, crescono in delle bottigliette immaginatevi una lattina da 20, da 200 ml, ecco, quindi da 25. Esatto, e quindi non sarebbe assolutamente un problema perché, come dicevo, ne bastano poche per una resa abbastanza soddisfacente di ossigeno. Il problema è che bisogna cercare di capire come modulare e come mantenere il sistema vivo a lungo, perché logicamente le missioni, poi specialmente stiamo parlando delle missioni su Marte, sulla Luna, quindi sono missioni molto lunghe, perché adesso la Stazione Spaziale Internazionale dista dalla Terra circa 400 km, non è distante, ma se andiamo a pensare alla Luna o a Marte stiamo parlando di distanze molto più grandi, quindi anche le missioni di conseguenza saranno molto più lunghe. E quindi diciamo che il problema da risolvere, da cercare di capire è come mantenere vivo il bioreattore per un periodo molto lungo, perché ci deve essere un sistema che somministra nutrienti continuamente, la concentrazione giusta, elimina i materiali di scarto e così via, ed è un circolo che deve produrre ossigeno ed è un circolo che deve durare per mesi, ecco. Quindi diciamo che è un sistema sicuramente interessante ma molto più complesso. Mi pare che viene questo materiale dei scarto, queste alghe, se si studiano in qualche maniera può utilizzare le stampanti 3D. Sì, esatto, perché poi il materiale di scarto delle alghe, questi filamenti di alghe morte, perché di fatto sono morte, possono essere utilizzati appunto tramite le stampanti tridimensionali per produrre anche bicchieri, forchette, posate. Adesso che la plastica è stata bandita potrebbe essere un modo per appunto utilizzare questi scarti per ottimizzare l'intero bioreattore. Assolutamente sì, ma anche lì nello spazio, per costruire qualsiasi cosa che potrebbe essere, che potrebbe servire nello spazio, ecco, non soltanto stoviglie, ma ripeto, qualsiasi cosa. Con la tecnologia 3D adesso si può stampare veramente di tutto, ecco. Insomma, invece di appiccare dai nocchi si la tiene direttamente in IE, insomma. Cioè, a uno si li firma su caldo che ha perduto su erro, io che si stampante 3D si ha che su erro nuovo su caldo. Un paragone banale, però finché sono in tuo allargo hanno bisogno del sicuro di che fino a scuola che su momento vi serve ti può esibire un'esperimentazione che noi che sono niente o leggere il giornale insomma non è niente poi anche tanta sperimentazione che le viene assegnata alla inocula a terra e dunque già di essere una cosa beneata, quindi il sviluppo ormai davvero cioè non pensiamo che batta sempre che a Boise
che sono lavorando a tutte queste cose. Uno piccato in mano un cellulare ed è una bellissima cosa che ti permette di anche schentumi questa cosa, però uno non si pone manco il problema che qualcuno va lavorato a livello intellettuale e a livello tecnologico fino a produrre sul microchip, noi che lo tappiamo su cammino imbolato e poi lo scollimos e lo sponiamo into di queste scatolette e sul cellulare comincia a funzionare. Bastante che a voi scienziati, insomma, che travagliano a tutta questa cosa. Ma non ti sei fermato in qua, quanto pare che ha trattato fino a rapporti su DNA, insomma, cioè è venuto a contatto fino a in questa ibridazione e sequenziamento del suo DNA, esotopo del suo DNA. Non si spiega se un po' imparare a semplice, se in dite consistito questo impegno tuo. Allora, sì, stiamo parlando quindi del periodo del progetto di dottorato, quando, avendo ottenuto una borsa di ricerca italo-tedesca, mi sono trasferita a Monaco di Baviera per applicare questa tecnica di ibridazione del DNA con isotopi stabili. Questo perché l'argomento della mia tesi di dottorato era il ciclo dell'azoto e gli archea. Gli archea sono dei microrganismi che sono importanti in natura, sia sulla terra che in mare, e volevo cercare di capire qual era il ruolo di questi microrganismi nel ciclo dell'azoto. Quindi io volevo capire se questi microrganismi crescevano e se questi microrganismi erano attivi e se questi microrganismi mangiavano in presenza di azoto. E quindi abbiamo raccolto i campioni a Parma in Italia, perché comunque il dottorato era italiano e quindi ho lavorato sulla Sacca di Goro, che è un ambiente estuarino che si trova appunto nella provincia di Parma. E da lì ho allestito dei microcosmi, quindi da Parma poi sono andata a Monaco e con i miei campioni erano praticamente delle bottiglie di terra di mare, e ho allestito i miei esperimenti, e dove appunto sono andata a vedere, ho dato da mangiare ai miei microrganismi del carbonio appesantito, perché volevo vedere se loro lo mangiavano, e se lo mangiavano lo volevo misurare, perché se è pesante riuscivo a misurarlo. E quindi questo è quello che ho fatto. Lì a Monaco erano all'avanguardia appunto con questa tecnica, che appunto mi ha permesso di stabilire qual era il ruolo che questi microrganismi svolgevano nel ciclo dell'azoto. È appunto una tecnica di marcatura del DNA tramite un processo di ultracentrifugazione. Questa centrifuga, che va velocissima, ha lavorato per dei giorni interi. Alla fine del processo il DNA sedimenta al fondo della bottiglietta dove c'è il mio campione. E poi niente, poi è stato analizzato tramite degli strumenti per cercare di capire quali erano i microrganismi che avevano, degli strumenti specifici, quali erano appunto i microrganismi che avevano assimilato il carbonio pesante nel loro DNA, quindi l'isotopo appunto del carbonio. E questo mi è servito tantissimo, perché appunto in questo modo sono riuscita a capire il ruolo che svolgevano questi microrganismi nel ruolo del ciclo del carbonio. E diciamo che poi mi ha permesso anche di rimanere qui in Germania, perché poi ci siamo trasferiti a Brema. Uso il plurale perché ai tempi ai tempi era il mio fidanzato, non eravamo ancora sposati, però lui era molto restio ad allontanarsi dall'Italia, non se ne voleva andare, non lo trovava giusto. Però io sentivo più la necessità di fare delle nuove esperienze. Appunto avevo scritto questo progetto per questa borsa a Monaco, l'avevo vinto, ero partita, e lì un po' gli avevo anche aperto gli occhi, perché era un mondo completamente diverso. Io avevo fatto il CNR il dottorato di ricerca tra il CNR di Ancona e l'Università di Parma. E avendo fatto questa esperienza poi nel laboratorio di Monaco, dove mi sembrava di essere arrivata nel paradiso terrestre, perché intanto c'avevi il tuo banco di laboratorio dove potevi fare le tue analisi, c'avevi il tuo set di pipette, c'avevi il tuo set di puntali, tutti i reagenti, tutto quello che ti serviva, non dovevi aspettare settimane prima che arrivassero i reagenti e poter continuare con gli esperimenti, avevi i tecnici che ti davano una mano per fare le analisi.
ti toglievi il camice, lo mettevi, lo portavi giù in lavanderia e te lo trovavi pulito, stirato nel tuo scaffale, nel tuo ripiano, cioè proprio no, adesso non voglio tornare in Italia. E quindi lui però mi disse ai tempi, stiamo parlando dei tempi dell'università, perché ci siamo conosciuti all'università, che lui faceva il dottorato, io facevo la tesi specialistica. Mi disse, guarda, se un giorno dovessi andare via dall'Italia, mi piacerebbe andare a lavorare a Brema, al Max Planck Institute per la microbiologia marina di Brema, perché appunto intanto i Max Planck sono degli istituti di eccellenza qui in Germania. E questo qua per la microbiologia marina è sicuramente quello il migliore che c'è in Europa, e quindi è un posto molto ambito. Mentre io ero a Monaco, lui ha applicato per una posizione che c'era lì al Max Planck, l'ha ottenuta, e quindi prima si è trasferito lui e poi l'ho raggiunto io. E quindi siamo arrivati qui a Brema, stiamo parlando ormai del 2013. Io ho finito il dottorato all'inizio del 2014, poi è nato Ettore, quindi stiamo parlando del nostro primo figlio, e quindi poi dopo sono arrivata qui, siamo arrivati a Brema, era tutto nuovo, non conoscevamo nessuno, quindi stavo anche cercando di capire, volevo ricominciare a lavorare, però insomma Ettore era ancora piccolo, stavo cercando di capire come funzionavano gli asili nido, e ho avuto appunto la fortuna di incontrare questo amico, carissimo amico delle superiori, appunto di un anno, Fabio Currelli, che anche lui lavora all'HB di Brema, e tramite lui mi disse che c'era una Tagesmutter, cioè una tata, che era sposata con un italiano, che quindi parlava benissimo italiano, e che, perché qui vanno molto queste tate, sono praticamente delle figure professionali, quindi una donna che ha una casa molto grande, sicura, con uno spazio molto grande anche per fuori, quindi un giardino, eccetera, che è come se fosse un nido perché può avere dai 4 ai 5 bambini massimo, e quindi io la chiamai, la contattai, una persona assolutamente eccezionale, tant'è vero che poi anche Noah, il nostro secondo figlio, è andato da lei, e quindi lei ci ha fatto una bella impressione, e Ettore ha iniziato ad andare lì, e quindi io poi ho iniziato anche a guardarmi attorno, perché anche a me avrebbe fatto piacere, insomma, ricominciare a lavorare, e quindi contattai la responsabile del Max Planck, insomma, presentandomi, dicendogli chi ero, cosa avevo fatto e cosa mi sarebbe piaciuto fare, perché avevo visto che c'era un premio di ricerca ai tempi per scrivere un progetto. Quindi praticamente c'era questo ente europeo, la FEMS, che ti dava la possibilità di vincere un premio di ricerca per un progetto ambizioso, originale, interessante. E quindi io gli dissi, guarda, io ho quest'idea, cosa ne pensi? E lei mi dice, guarda, l'idea mi piace, praticamente l'idea era quella di... abbiamo poi anche lavorato insieme, perché poi lei è una persona di grandissime esperienze, quindi mi ha dato anche una mano nel scriverlo. E il progetto era un po' questo, praticamente c'erano dei dati di sequenziamento genetico che arrivavano da dei campioni di ambienti marini profondi, quindi stiamo parlando di ambienti tra i 1000 e i 4000 metri di profondità, dove appunto avevano preso questi campioni di sedimento, quindi stiamo parlando sempre di terra, di mare, avevano analizzato i microrganismi che sono presenti in questi campioni, e li avevano praticamente sequenziati, quindi avevano preso il DNA di questi microrganismi e l'avevano sequenziato, e sapevano che c'erano tale tizio e semproni. Allora l'idea era questa, io però li volevo anche vedere al microscopio e li volevo contare. Come potevo fare? Potevo estrarre il DNA di questi microrganismi, disegnare utilizzando dei programmi bioinformatici, utilizzare dei programmi di disegno della sonda del DNA, che si andava praticamente a legare alla sonda dei miei microrganismi. Quando si legava la sonda che avevo disegnato io di DNA al DNA dei microrganismi che mi interessava conoscere, vedere e contare, avveniva il legame, tramite il legame avveniva una reazione enzimatica che produceva luce, e quindi emetteva un segnale al microscopio a epifluorescenza, che mi diceva che appunto il microrganismo era presente. Insomma, il progetto è piaciuto, è stato finanziato, infatti avevo ottenuto un premio di ricerca per aver scritto un eccellente progetto di ricerca, ed è così che poi ho iniziato a lavorare al Max Planck Institute per la microbiologia marina.
E lì appunto ci ho lavorato 3 anni e poi dopo è venuta fuori la possibilità di lavorare a OHB tramite appunto una ragazza che aveva fatto il dottorato da noi al Max Planck, che era andata a lavorare lì, che mi disse che stavano cercando una biologa. E quindi niente, io ho applicato, mi hanno chiamato a fare il colloquio, mi hanno preso praticamente subito e da lì appunto ho iniziato a lavorare e poi insomma sono arrivata qui dove voi sapete. Sì. Oh, un ispanto, cara Claudia, io sono a bocca aperta, insomma, ho tutto su chi non sa nato. In un mondo che ha fatto dei laureati in Facebook, che sono iscritti tutto su per RNA e così via, adesso il microchip che non hanno iniettato tramite sul vaccino, eccetera, eccetera, veramente quando si tratta di scienza esposta come te l'hai esposta tu, deve restare a bocca aperta. Isco che viene da tutto questo esperimento, questa analisi, al debito a che un corso di operatore subacqueo, ti sei viene stufata a sutta emoge, insomma, ti sei stufata. E al debito a che questa vaina. No, allora praticamente quando io ho cominciato allora, quando io ho iniziato era praticamente il periodo del... io ho sempre avuto un fascino per la biologia, non so, forse è stato anche merito della mia professoressa di liceo, che la saluto se ci sta sentendo, Luisa Sanna, che mi ha appunto trasmesso la passione per la biologia e poi ho sempre amato il mare, cioè, infatti per me è una sofferenza vivere qua, vivere lontana dal mare. E quindi ho detto, vabbè, vado a studiare ad Ancona. Intanto quando ho detto vado a studiare ad Ancona, tutti mi hanno guardato malissimo, Ancona, ma non sta Ancona, ma te vieni a fare in Ancona? Oh, perché ai tempi, logicamente, andava molto di moda, ai tempi, ma anche adesso, insomma, Bologna, Roma, Milano, Torino, Perugia, sì, Politecnico, insomma, certo. Ancona, ma dove sta Ancona? Giuseppe, babbo tuo Giuseppe, è nato in Tebbiano da Faccheri in Ancona. Sì, 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 beh, sì, esatto, e quindi, e poi a Faccherite Biologia Marina, ma dite Tila, insomma, erano tutti un po' scettici, ecco. Però diciamo che la mia idea era più quella di lavorare in un parco marino sardo, ecco, l'Asinara piuttosto che Tavolara, questa era un po' l'idea che mi ero fatta. Poi ecco, ho fatto un altro percorso, appunto la passione per la biologia molecolare mi ha appassionato tantissimo e quindi poi ho preso un'altra strada. Però questo per dirti che all'inizio, proprio ai primissimi anni dell'università, ho fatto 2 corsi per operatore subacqueo, perché facevo le immersioni, ho anche campionato, quindi ho anche raccolto i campioni anche per il mio progetto di dottorato, appunto immergendomi. Però diciamo che da quando sono diventata mamma non lo faccio più, purtroppo perché un po' mi manca il tempo e quando torniamo, di solito d'estate, sono 2 settimane che passano troppo velocemente, vorremmo fare 1000 cose e poi cerchiamo un po' di... Poi ecco, 2 bambini comunque ti impegnano, poi vuoi vedere anche i familiari, insomma... Però ecco, c'ho tutta l'attrezzatura e mi piacerebbe veramente, è tutto a bit, è tutto rimasto a casa e mi piacerebbe continuare a portare avanti anche questa passione perché sicuramente è bellissimo, ecco. Però, ecco, ripeto, ormai Ettore ha 7 anni, da 7 anni che non mi immergo più, sì, da quando è nato Ettore. Insomma, questa femmina di Fichesa, non solo le stesse galana, insomma, ed è una presenza, ma Vinasa è un'intelligenza ed è una capacità incredibile. Cioè, proprio questo Manzano ne parla che non sulla lui, che ha per intervistare, pure Isa per intervistare, e ne a mentane, cioè, non ultima di ammentare proprio che è successo in questo diese, Angela Maria Cossello, sa minore del Salfizzo di Pipine Broccale, che è diventata a dire un ente importantissimo come ente da Euro SPA, ha pabaitato la carriera, pure una carriera in suo settore suo veramente spantosa, insomma. Io, a la verità, questa pizzina che è minore di me, ne metta pure minore, mi lamento poco, però non pensai a pochetti arrivata al livello di questo tipo, ma viene in altro settore, se veste Bibiana Pala,
che essere su incchinato tuo praticamente, Sì, chi sì, sì. è, insomma, il commissario capo in Castello, quindi da un'esperienza a metà manna in Sassari, Beste Rosita Cannasa che ha poi già intervistato, e poi Vinas Ursula come ha un incarico e un ruolo metà importante, la musa di mandare direttamente a Issa che hanno alla musa a intervistare. Tanta de questa bella gente che se è pure su trovano insomma e uomini che oggi sono veramente un ispanto in tutto il mondo, insomma, abbinata in Massachusetts, abbinata in Germania, abbinata in Svezia, abbinata in Italia, abbinata un po' che sparto in tutto e metalo già intervistato e Saida a più occasioni dello sconoscere. Hanno una cosa in comune tutto questo. Sono vestito adesso al liceo scientifico Michelangelo Pira. Un liceo che come non esiste proprio. Cioè un liceo che ha da perdito, un liceo del Gabale che ha dato Raichina a Boistotto e oggi questo liceo è stancato e è difficile venire a tornare a bere. Una risorsa viene a mancare a Saida De Vizi. Tu hai, come detto, sei zappata in questo liceo Michelangelo Pira De Vizi. Quale è stata l'esperienza tua? Ha già aumentato una professoressa che sa di biologia. Sì, 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 esatto, un'esperienza sicuramente positiva perché sia appunto per quanto riguarda l'aspetto della biologia, ma anche l'aspetto dell'inglese. Ecco, io prima di andare all'estero avevo fatto un'esperienza di un mese a Brighton, dopo la laurea specialistica, quindi stiamo parlando prima del dottorato. Però devo dire che avevo delle basi buone, solide, date appunto dagli insegnamenti di Pina Paola Vargio, quindi anche lei un insegnante eccellente, ma anche per quanto riguarda gli aspetti della matematica, Francesco Maggi o Giovanni Castelli, insomma, dei professori il latino, da Gino Calvisi a Pippo Rusta che poi andò in pensione, poi la mitica Vanna Leoni, insomma, io veramente non mi posso lamentare. E, e mi dispiace tantissimo, certo, perché per me è stato molto formativo, mi ha dato delle basi solide su cui appunto costruire il futuro, mi ha dato metodo, mi ha dato disciplina, come studiare, come essere costante, come organizzare il mio tempo. Insomma, sì, è un peccato, sono d'accordo e sì, è veramente... per me è stata assolutamente un'ottima scuola. Mi dispiace veramente tanto sì, che l'abbiano chiuso. Non pensavo e speravo, ho sperato fino all'ultimo che lo mantenessero aperto, però ecco, purtroppo così non è stato. Al di là anche del fatto della comodità di averlo a Bitti, ecco, non doversi svegliare la mattina presto, averlo lì a due passi, molto più comodo, il pomeriggio si iniziava subito a studiare, insomma. Si è più efficienti, ecco, si è più efficienti anche in questo senso, sì. Vinasca como, Claudia, abbiamo un'occasione, se questo Einstein Technology, che è questo osservatorio che le carattere spaziale, a andare chi potete dare, chi ha fatto e Salminas dell'Uvula, insomma, che quindi interessa bene sul territorio dei vizi, non è stesso settore tuo, questo, ma tu chi però se che insommente Gaia Aperta comprende che è un settore meta di sviluppo, meta importante in un liceo e poi alimentare questa occasione, insomma, chi è sempre sposato curso che in una intervista appunto che ha fatto a suo scienziato che in la convegno e nie proprio che abbiamo fatto questa ultima verifica e viene a suo scienziato concorrente da Musannare questa zona che è concorrente che è Sardegna e sono restato entusiasta a chi del suo territorio, del suo loco ed è canto adatto per
sono scopos che deviano aerei, insomma, e noi nos sappiamo come che in un strumento de manco come a corso del liceo, però è determinato tutto il fatto che le vita dell'interno sono oggetto del spopolamento e poi che non sono in grado manco di mantenere la gente che a Boisi, e l'architetto Campus ha fatto un paragone meta interessante che hanno la mannato, ma poi te pensa schivizi ha subito questi spopolamenti improvviso e siamo andati, abbiamo sposto la patella a fuggire a fuoco tutto il pulestro, cioè sul senso che abbiamo prodotto metà vapore e in questa patella è stato pacuaba sul vapore chiesto questa eccellenza, insomma, l'eccellenza non possono restare in occhio, voi siete questa eccellenza, però abbiamo un'occasione forse con questo laboratorio Einstein di mantenere pure eccellenza, però come non siamo pure in grado della produrre o perlomeno di dare raichina in occhio, un problema. Una domanda, tu come che rapporto sei sai da Claudia? E te sai da Proteni, e te vite Proteni? Beh, vizi pro me nel domo, mi manca a metta insomma, studiare nella forasa è stato un sacrificio, però mi piacere a tornare, insomma, mi piacere a girare, è un peccato. Appunto vorrei tornare e mi piacerebbe tornare a Biti perché ci sono molto legata, perché come dicevo Biti per me è la mia casa, rimane ancora la mia casa, ci sono molto affezionata, c'è la mia famiglia, però mi rendo conto che adesso non ci sono le condizioni per poterci rientrare. Ripeto, lavorare fuori, lavorare lontano ti dà tante soddisfazioni, questo è il motivo per cui siamo qui, ma non è la stessa cosa che vivere nel tuo paese, parlare la tua lingua. eh, eh, a Biti ci si conosce tutti, ci si dà una mano l'uno con l'altro, c'è un tipo di affettività diverso da quello che potresti trovare qui. Io per esempio sono cresciuta con i miei nonni, loro abitavano sotto casa mia e diciamo che mi dispiace tantissimo il fatto che i miei figli non possono fare altrettanto, ecco. Si vedono sì, una, forse 2 volte all'anno quando rientriamo, ma non è la stessa cosa, non è come averli lì, non è come prendere il nipotino, portarlo, non lo so, a fare una passeggiata o venire da noi a cena o andare noi a cena da loro, che è completamente diverso. Ecco, questa è una cosa che mi manca tantissimo e che mi dispiace, perché io ripeto un ricordo bellissimo dei miei nonni, della mia infanzia trascorsa con loro e questo vivere a distanza è una cosa che mi dispiace, che mi manca tantissimo. E rientro a Biti sempre molto volentieri, e il tempo passa sempre troppo in fretta e vorrei fermarmi di più. Mi piace, come dicevo, mi piace parlare in sardo, e il fatto che abbia trovato qui Fabio Corredi di Onanì, lui parla in sardo anche con i bambini, e quindi mi piace anche parlare in sardo con i figli. Lui ha 2 maschi di 9 e di 6 anni. Quindi quello più grande parla di più, logicamente, il sardo, quello più piccolo un pochino meno, però insomma diciamo che con loro parlo sempre il sardo. Sì, 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 sì. Ah, bene, bene. E questo ne siamo contenti. Succede in cui e non salmamo dei nocche, salmamo dei nocche, purtroppo la maggioria le usano in italiano e quindi siamo negando una lingua a sospettino nostro, insomma, cosa che è proprio come che vi siamo furanne questa lingua. A proposito su che un anno Posaida, mi pare che noi siamo facendo un po' la funzione di essere gastua, oggetto di sperimentazione subito, a musa essere talmente una particolarità che non sa mai studiare come elementi particolari presenti sulla superficie terrestre. Già non sono studiando questa questione della longevità, che bastante che dura a metà, però le statistiche della vita media in Sardegna, la vita media è più bassa della vita media italiana, insomma, quindi non, a un'ala bastante che dura a metà, a saterala però bata gente che dura poco e quindi la media statistica non è a favore nostro, magari
metà di noi sono convinto che la vita media in Sardegna è metà alta, magari purtroppo non è acabata metà zona che ha subito una compressione inquinante non indifferente. In la zona del Porto Torres, per esempio, bastante che ha sviluppato una schimbe tumores contemporaneamente, ma además poi del macchiareggio, questa zona che non sono le sperimentazioni militari e così via, insomma, la Sardegna è in una situazione veramente particolare. Tu hai un'ultima domanda, ti di aspettare tu provvisti, che non è nessun impegno, no? Se tu di aspettare a una soluzione, a un aiuto da dare a bidas che abiti, dite di aspettare, certo questa domanda non ti l'ha anticipata e quindi magari come non tieniti in conto, ma è una domanda che hanno risposta in termini spontanei. Ma la cosa principale è l'istruzione. Il fatto di aver chiuso il liceo scientifico di Bitti è una grande pecca, è un grande... l'istruzione è la cosa che ti rende, ti fa andare avanti, che ti permette di costruirti un futuro, che ti permette di vivere sano e che ti permette di vivere indipendente. Organizzare dei laboratori di studio per stimolare la conoscenza, ecco, perché io scommetto che molti giovani sardi, molti giovani vitesi non sono neanche a conoscenza delle possibilità che ci possono essere, di cosa si può fare se uno studia, se uno si applica, se uno conosce. Quindi io mi renderei anche volontaria per fare questi laboratori estivi, appunto nell'ambito delle 2 o 3 settimane che posso avere di vacanze, di ferie, per appunto illustrare quali sono le possibilità che un giovane potrebbe avere, ma anche di rilancio, ecco, per rilanciare, perché potenzialmente, insomma, siamo un popolo forte, siamo un popolo intelligente, siamo un popolo testardo, quando ci mettiamo in testa una cosa la otteniamo e abbiamo le capacità per poterlo fare. E quindi è un peccato che anche i nostri giovani, le future generazioni non possano avere la possibilità di fare altrettanto. Questo è quello che mi viene in mente, ecco. Ripeto, l'istruzione è la cosa più importante, leggere ti apre la mente e ti permette di essere libero e di andare avanti e di avere idee e di costruire. Senza istruzione non si va da nessuna parte, purtroppo, o comunque chi ha i mezzi per poterlo fare dovrebbe farlo, ecco, ma anche nel proprio piccolo, ecco, anche solo leggere, ecco, questo è un grandissimo aiuto. Sì. Investire samente, insomma, investire samente, che poi avrai una mente complessa, musannare reprena e capace, sia che fino ad una personalità, cioè io ti so idem, come una valutazione estremamente positiva, quasi meraizzata, insomma, dei persone se diventate, insomma, come ti presenta, fino a capacità di esposizione, la capacità di presentare, l'espressione della sua cara, complimenti, veramente. Io che non esco di se quindi sono scommetto che sono a destra, si schermo. No, che avevo posto. Lo deve allungare, commenti. Come I commenti del vedenne basta tutta una serie di complimenti, 1000 complimenti, i Triamanca, Ciriaco Dui, Antonella Barrocco, Sebastiano Delai, Ciriaco Mundano, insomma, sono tanto che hanno applaudito a tutto il cannato, insomma, e che quindi hanno fatto una stessa valutazione che mi ha permesso di hackere io, insomma, veramente siamo come si è spantato di questa bella persona che ha prodotto Zaida e la famiglia tua. Grazie, bene, grazie. Claudia, possiamo stancare di voi, salutiamo a tutto quanto e magari in che dire che cioè, da Giuseppe abbiamo avviso, quindi non dobbiamo usare occasione di salutare Vina personalmente, insomma. Volentieri, mi fa per me a piacere. Tu sei stato pure professore Meus con la guida, quindi insomma... ecco, sì, l'ha in mente. Sì, è vero. Ha contribuito io pure,
a imparare a guidare, insomma. Certo. Un mattone ve l'ha proposto io pure. Assolutamente sì. Grazie per il suo interesse, insomma, vi teniamo a divulgare questo progetto che è importante, da che sconoscere questo che si usa Ken. Grazie pure per il suo impegno tuo, insomma, questa cosa dei vestiti voi è una cosa molto importante, aiuta a mettere che sono chi stanno in Nedda, che a mie, a non mantenere a corsa saida nostra, quindi grazie a te pure per questo impegno, che è un impegno pure per te, tu sei lavorando, quindi insomma, grazie pure da parte mia per questa bella iniziativa di Vizi TV, sì, è una bellissima cosa. Io non vado... Prego, andate avanti, sì. Noi non è come tancamo la diretta, salutiamo Saida, salutiamo naturalmente, e non solo Saida che sta in vizi, ma Saida che sta sparta il suo mondo, cosa che Giorgio Asprone che ha maiata Zanassone di Fichesa in termini appunto di incarichi in maniera legata o pro nascita o pro cultura generale a Saida dei vizi. E noi questa linea che io sono più mesa dei Venezuzzi, quindi che salutare se qualcuno se scollegato dai Venezuzzi, che salutare pure la stende dei Venezuzzi, quindi insomma mi chiacchiere pure a non questa cosa. Bene. Resta in linea che tancamo lo sosatelo e a chi un saluto tra noi, insomma. Okay. Adios a tutti, a me vedere.